I ricchi e i poveri saranno i protagonisti del 1° maggio 2020. Non mi riferisco al gruppo pop nato alla fine degli anni '60, ma ai lavori ricchi e ai lavori poveri che oggi abbiamo il dovere di celebrare. La ricchezza e la povertà di un lavoro è un concetto poliedrico che include diverse dimensioni: il contenuto del lavoro, le opportunità di crescita che il lavoro dà, le sicurezze, le tutele, la salute e infine anche il livello di reddito. In questi mesi di quarantena sociale e di lockdown economico, tutti i lavori, quelli ricchi e quelli poveri, si sono presi cura dell'Italia. Oggi la nostra società li deve celebrare e oggi la nostra società e il nostro paese prenda l'impegno di prendersi cura di tutti questi lavori. L'impegno da prendere oggi è che nessun lavoro, ma proprio nessuno, rischi di toccare la soglia minima del lavoro dignitoso. Su questo fronte ASVES continuerà a fare la propria parte, perché il lavoro senza dignità semplicemente non è lavoro.